La piaga del falso Made in Italy non è solo una ferita economica, ma innanzitutto un dramma sociale. Questo è il messaggio dello spettacolo Tutto quello che sto per dirvi è falso, prodotto dalla Compagnia Vicentina, la Piccionaia, i Carrara, Teatro Stabile di Innovazione, e portato sul palcoscenico del Teatro Eden a Treviso da Ascom Confcommercio in collaborazione con le associazioni del Tavolo di Concertazione e Sistema Moda Veneto. Uno spettacolo di impegno civile messo in scena dall'attrice Tiziana Di Masi con l'obiettivo di trasmettere il senso del Made in Italy come strumento di difesa della comunità, della salute e della sicurezza dei consumatori. Raccontiamo gli ambiti nei quali purtroppo il falso prospera e che sta togliendo posti di lavoro. Parliamo di 110.000 posti di lavoro all'anno sottratti dal mercato della contraffazione. Parliamo di falso perché fa male alla nostra salute. Pensiamo a tutti i prodotti, pensiamo alle scarpe al cromo esavalente che provocano dermatiti croniche, pensiamo ai danni enormi del mercato della contraffazione, cioè andare a ingrossare le casse della criminalità organizzata. La contraffazione oggigiorno pesa per circa 7 miliardi di euro, sottrae 110.000 posti di lavoro regolari all'anno e nel mondo costringe 115 milioni di bambini sotto i 14 anni a lavorare invece di andare a scuola. Una filiera del dolore da combattere seminando cultura della legalità, sensibilizzando, informando e formando il cittadino spettatore sul valore della scelta consapevole. Il compito dello spettacolo è proprio di sensibilizzare il consumatore, dire acquistiamo un prodotto, dobbiamo sapere che cosa acquistiamo e non compriamo qualcosa che è stato contraffatto, compriamo quello che possiamo comprare ma non inseguiamo il marchio, la griffe se è un prodotto falso e contraffatto. Va a toccare effettivamente in una maniera non marginale ma veramente grande l'occupazione e anche la produzione italiana, questo è sicuro. Noi abbiamo assolutamente bisogno che si combatta verso questi punti qua. Da questi punti si possono anche effettivamente ricavare quei posti di lavoro che sono stati persi finora. Vuoi che tuo marito, che la tua figlia, che nella tua famiglia si trovi lavoro, fa sì che a un certo punto tu non sia quella che va a acquistare qualcosa che non è prodotto in Italia.